Allora, ci siamo, eccoci qua. Allora, anzitutto volevo salutare e ringraziare l'amico Francesco, ossia il nostro moderatore Ciccio, che vado a salutare con un forte abbraccio. Poi saluto un po' a tutti quelli che mi seguono ogni giorno e volevo ringraziare ai tanti che stanno facendo gli auguri per il mio compleanno su Facebook, su WhatsApp, su non ci capisco più niente. Ne siete talmente tanti che è umanamente impossibile rispondervi uno per ringraziarvi. E lo faccio così pubblicamente a tutti quelli che stanno continuando a bombardarmi di auguri per il mio compleanno. Ok, grazie di cuore, perdonatemi se non vi rispondo a tutti perché ne siete veramente tanti. Perdonatemi, ma ne siete tantissimi. Quindi andiamo avanti con questa live, condividetela con i vostri amici, facciamola crescere questa bellissima comunità. Io chiamo comunità perché è una comunità. Ok? Allora andiamo a rispondere alla prima telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno, mi chiamo Maria Grazia. Prego. Volevo sapere un po' su di me a livello economico. Sì. Cioè, Allora, vuoi sapere se ti riprenderai economicamente? esatto. Allora, Maria Grazia, se gentilmente mi dici quanti anni hai, che segno sei? Sì, ho 50 anni a settembre, sono della Vergine. Perfetto, ok. Un attimo solo. Grazie. Prego. Allora, da questo momento in poi, Maria Grazia, fermami quando vuoi. Grazie. Un caro saluto va per tutti gli amici che ci seguono da YouTube. Allora, vediamo cosa dicono le carte. Allora, Maria Grazia, è 1 anno e mezzo che tu non ci capisci più niente in casa tua. Esatto, vero? È vero, lo confermi? Sì, certo. So ancora indovinare allora? Certo. Allora, quest'anno e mezzo che tu in casa non si riesce più a capire, a capacitarti per quanto riguarda economicamente, succede sempre un qualcosa che devi poi tappare. Ad esempio, Vero. se entrano qualcosina di soldini, si rompe la lavatrice, o magari si rompe un'altra cosa, o magari stai sempre a rappezzare, come si usa dire. È vero. Allora, semplicemente è perché c'è troppa intorno a te, c'è troppa crudeltà, troppa negatività, troppa invidia, troppa cattiveria. E tu lo sai molto bene. Sì, infatti ne ho allontanate qualcuna. Hai fatto molto bene. Bisogna allontanare le persone che ti creano il male. Sai perché? Perché tante persone si avvicinano per ricaricarsi di energie positive da te. Perché la vita è fatta di negatività e di positività. Le persone positive, come te, come tanti altri, sono una buona fonte per queste persone malvagie. Esatto. Sì, infatti ne ho allontanate tante. Hai fatto bene. Quindi io dico che ti riprenderai, perché mi esce la carta del sole uscente, ti riprenderai, ma devi aspettare. Io suppongo che dopo il mese di luglio per te finalmente uscirà un po' di sole. Speriamo. Auguroni.
Grazie mille, buona giornata, salve. Grazie, arrivederci. Allora, per consulti in privato bisogna telefonare, o meglio mandare un messaggio su WhatsApp per appuntamenti riservato, ok? Perché io effettuo anche consulti in privato. In privato il costo è 30 euro. In questa live non vi costa niente, è del tutto gratuito. Quindi, per chi vuole un consulto, il numero di telefono è quello che vedete nei commenti che sta a mettere il nostro Ciccio, il nostro moderatore. Ricevo anche da vicino, questo va ricordato, ricevo anche da vicino in provincia di Caserta ed mi reco anche a domicilio in tutta Europa. Questa mia live è una live altamente professionale, non è una live dove si va a perdere del tempo per leggere i commenti con le date di nascita e bla 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 bla. I consulti vanno fatti solo ed esclusivamente telefonando al numero che vedete nei commenti che il nostro moderatore Ciccio sta pubblicando in volte. Ok? Allora, voglio ricordare che in ogni apertura di carte che io vado a fare ci sono un po' 44-45 anni di esperienza, perché il sottoscritto, il Santone di Avella, il maestro Cleo, nasce come operatore esoterico 44 anni fa, 44 anni fa. Quindi è un bel po' di tempo. Ok? Quindi se volete sapere chi sono io, con chi state parlando, con chi avete a che fare, andate su YouTube e scrivete il Santone di Avella, vi uscirà fuori tutta la mia storia del mio cammino spirituale. Ok? Chi è l'amico che dice mi seguiva da bambino su Telea? Lo so, stiamo parlando di appunto di 44 anni fa. 44 anni fa eri un bambino, è chiaro. Sono io che oggi compio degli anni, 63 anni, ragazzi. Oggi compio 63 anni, il mio compleanno. Quindi, come vedete, sono anni e anni che io faccio TV. Grazie di tutti quanti voi che state commentando, grazie. Allora, forza, chi vuole telefonarmi lo faccio in questo istante, il numero di telefono è quello che vedete nei commenti che il nostro moderatore sta pubblicando in volte. Quindi chi vuole un grazie di cuore, grazie Ciccio, grazie di cuore. Ai. Allora, ricordo sempre che potete condividere questa live con i vostri amici. Portiamo il numero, qui vedete il numero dei mi piace, il numero dei cuoricini, dico io, almeno a 10.000. Forza, tutti insieme, tap. Grazie per gli auguri, grazie a tutti ragazzi, grazie veramente. Siete tantissimi, siete grandiosi. Allora, in attesa delle vostre telefonate, io voglio ricordare a tutti voi che esiste il bene, esiste il male. Esiste nostro Signore Gesù Cristo, esiste il diavolo. Quindi Gesù è quello del bene e il diavolo è quello del male. Non si può credere solo a una sola cosa, perché credere in una sola cosa vuol dire non capire niente ed essere ignoranti. Quindi, come si può ottenere del bene, si può ottenere del male. E il male viene sempre fatto da persone che ci
c'hanno sullo stomaco, persone che ci odiano, persone cattive, persone che nascono con quel sentimento, la cattiveria. Quindi ecco perché esiste il malocchio, le negatività, esistono i malefici che vengono fatti da persone malvagie. Quindi, come ben sapete, e come dico sempre io, esiste il bene ed esiste il male. Per tutti quelli che vogliono parlare con me riservatamente, lontano da occhi discreti e orecchie discrete, potete comunicare con me nel privato dopo questa live, ma il consulto lì è completo, senza limiti di tempo, e vi costa 30 euro. Qui non dovete pagare niente, è tutto libera scelta. Pronto? Pronto? Sì? Buongiorno. Prego, mi dica. Salve. Salve, auguri per il compleanno. Grazie, gentilissima, grazie di cuore. Non so, posso chiedere qualcosa? Come funziona? Sì, puoi farmi la domanda che vuoi. Prego. Posso chiedere sull'amore? Senz'altro, mi devi dare la tua età Sì. e il tuo segno zodiacale. 48 anni e sono Acquario. Acquario. C'è un compagno? Sì, c'è un compagno e c'è un extra. E quindi quali di quello vogliamo vedere? L'extra. L'extra. Una storia extra. Dammi l'età di questa persona e il segno zodiacale. 59 Ariete. Perfetto. Quindi la domanda è se ci sarà continuità con questa persona. Sì, soprattutto se è sincero oppure mi Sì. inganno. Perfetto. Allora, ascoltami bene, pensi intensamente a questa persona. Sì. E fermami non appena ti fa comodo, grazie. Stop. Perfetto. Ascolta, questa persona ci tiene veramente a te, è molto sincero e ci tiene a te particolarmente. Ok, quindi mi posso fidare? Ti puoi fidare, non può darti più di tanto, attenzione. No, ma vedo che fa molto, come posso spiegare? Lo vedo molto attivo sui social, presso a 1000 donnine, commenta, fa il simpaticone. Vabbè, ascoltami bene. Anche i preti stanno lì, bla bla bla, voglio dire, no? Ok. Figurati un po' se mo ci andiamo a vedere che un uomo normale si mette lì a chattare. Cosa voglio dire? Oggi è l'era dei social. È l'uomo che è malato, perché tutti gli uomini sono malati, capisci? Tu da dove mi stai chiamando? Benevento. Benevento, ci capimmo, stiamo troppo vicini. Io sto a Santa Maria a Vigo, tu stai a Benevento, siamo vicinissimo. Quindi se uso una frase un po' particolare, mi capirai. Sì. Invece di dire l'uomo è malato, ti dico l'uomo ha la ciaccarella, la tenacca in fronte. Ho capito. E Quindi devo accettare che azzuppa il biscotto ovunque? No, o biscottirla non azzuppa ovunque perché ci tiene a te particolarmente, te lo posso confermare. Però è chiaro, non è che devi avere gli occhi aperti a 360 gradi, però ci tiene a te. Il discorso di chattare con uno, con altro,
Oggi purtroppo siamo in una gabbia di matti, gioia mia. Non vuole avere a che fare con uno di questi matti, ecco. Lo so, ma pochi sono seri, pochissimi. Però questa persona, ti dico, è sincero, non può darti più di tanto, ma è sincero. Ma io infatti non pretendo niente, pretendo Lo solo... so, un po' di... se stai un po' con di me, stai con me. Poi se vai dove vuoi. Cioè. Hai perfettamente ragione. Tu hai bisogno solo di un po' di affetto, tutto qua. Sì, nient'altro. Non chiedo e non pretendo Lo so. nulla. Sto bene dove sto. Stai tranquilla. Ti puoi fidare finché dura. L'importante è che quando dura non devo sentire sto peso. No, tranquillo. Te lo dico C'ho io. quella vocina interna che mi dice sempre non ti fidare, non ti fidare, non ti fidare. Fidarsi mai, perché come dico sempre io, in giro ci sono che ci sono. Perciò, occhi aperti, ma ti puoi fidare, vai tranquilla. Grazie. Ti abbraccio a te tutta la città di Benevento. Grazie. Che io amo da impazzire. Grazie. Ciao, buona giornata, ciao. Grazie. Allora ringraziamo la città di Benevento. Ciao Emma Scheri che dice buon pomeriggio Cleo, grazie, buon pomeriggio anche a te. Allora, linee ritornano libere, ripeto, per coloro che vogliono un consulto in questo istante nel modo serio e pulito, eccoci qua, pronto? Pronto, ciao, sono Rosy. Rosy, sono nata da dove mi chiami, Rosy? Da Torino. Da Torino, un abbraccio, dimmi. Grazie. Sono nata il 23/8/75. Sì. E volevo sapere qualcosa su una bilancia nato il 6 ottobre del 74. Sicuramente. Salutiamo l'amico Tommaso Di Maio. Ciao Tommaso, buona giornata. Allora, la domanda precisa qual è? Se ci tiene a me, è una seconda relazione. È una seconda relazione, perfetto, ok. Allora, da questo momento in poi pensa intensamente a lui e fermami quando vuoi. Basta. Ok. Allora, ascolta, da questo momento resta zitta perché sono io quello che deve indovinare e parlerai all'ultimo. Sì. Allora, troviamo qui una persona un po' volubile, cioè nel senso che quello che dice oggi non conta domani. Diciamo è il suo modo di vivere, il suo modo di agire, però ti dico che lui è una persona che quando si impegna a portare avanti un certo tipo di rapporto lo porta avanti come si deve, solo che non vuole essere oppresso, quindi ama essere un libertino. Però io ti posso dire che questa persona ci tiene a te, fa alti e bassi, ma è il suo comportamento, sì. È il suo modo di vivere la sua vita o i suoi momenti. Quindi puoi stare tranquilla perché questa persona attualmente non c'ha grilli per la testa. Ok, perché siamo tutti e due sposati. Sì. Ti risulta tutto? Sì, perfettamente. È così. Allora, quello che io voglio ricordare a te e a tutti gli altri, i veri consulti sono questi dove non ti vengono tirate dalla bocca le parole. Infatti, sei stato bravissimo, guarda. Ok. Va bene. Ti abbraccio, ancora. Un abbraccio a tutto Torino, ciao. Grazie, ciao.
Questo vorrei che tanti stupidi di voi riuscissero a capire. Pronto? Allora, vediamo se riusciamo, ma mi sa che si è bloccato. I malocchio. Si è bloccato il telefono. Vedete cosa succede? Cosa succede? Le malelingue. Linee libere, vediamo. Vediamo. 3, 4, 5. Allora, pronto? Pronto, buonasera maestro. Buonasera a lei, prego. Mi chiamo Rosa. Sì. Niente maestro, io volevo sapere un po' la mia situazione lavorativa. Sicuramente. Quanti anni tieni? Che segno sei? Ho 57 anni e sono della bilancia. Quindi tu vuoi sapere se il tuo lavoro avrà continuità? Mi chiameranno a breve e troverò Sì. un lavoro. Sto aspettando un sacco di risposte, ma Vediamo. qui ancora niente. Vediamo. Questa è una mia amica che mi ha promesso un qualcosa di bello, però qua non si sente ancora niente. Controlliamo subito. Fermami quando vuoi, grazie. Fermo. Perfetto. Allora, carissima amica mia, c'è qualcosa in arrivo per la fine di questo mese. Davvero? Sì, garantito. Io quello che dico ve lo metto per iscritto, perché i miei consulti sono veritieri e non una perdita di tempo. No, per l'amor di Dio, no, sono contenta, ma può dirmi se è una cosa, diciamo, come si dice, è un contratto a tempo determinato, indeterminato, una cosa per questo se lei prende carta e penna le do il numero di telefono del Padre Eterno. Ha ragione, chiedo troppo. Va bene, la ringrazio tanto. Arrivederci. Quello che esce vi dico, quello che non mi esce non ve lo posso dire. Vuol dire prendervi per il culo, non sono il tipo. Amo la serietà, amo la professionalità. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Salve. Ascolti, volevo chiedere per mio figlio, se posso. Come no? Grazie. Prego. Si chiama Francesco ed è un gemelli, ha 27 anni, li ha appena compiuti. Qual è la domanda? Volevo sapere su Francesco, un po', non lo so, devo fare una domanda sola? Allora, se le faccio capire, in questa live io do un assaggio della mia bravura e deve fare una sola domanda. Poi, se lei ha fiducia in me e vuole un consulto completo, allora questo lo faccio in privato al solo costo di 30 euro, perché questo è il mio pane, il mio lavoro. Ho capito. Va bene, niente, intanto chiedo il lavoro di Francesco. Sì, come va? Come andrà il suo lavoro? Oppure posso chiedere sulla sua salute? Non sono un medico. Ok, chiedo per il lavoro allora. Ok, allora pensi a Francesco e mi fermi quando vuole, grazie. Prego. Sotto. Ok, grazie, un attimo solo. Grazie a lei.
Allora, signora, lavorativamente io non vedo alcun tipo di problema, vedo un bel cammino per suo figlio, anche perché suo figlio è una persona talmente buona che si fa voler bene da tutti, È verissimo, guardi. non è uno squilibrato, si fa voler bene da tutti Sì. ed è una persona che l'unico difetto, l'unico pecco, che si fida troppo degli altri, questo dovremmo un pochettino fare attenzione, ma tutto il resto io vedo lavorativamente un ottimo cammino fatto anche di entrata di denaro, questa è la carta del denaro, quindi ci sarà un bel cammino lavorativo. Auguri per suo figlio. Grazie, grazie mille. Prego, Arrivederci, salve. Arrivederci. Pronto? Buonasera maestro Cleo, sono Angela. Angela, buonasera, prego. Buonasera a te. Allora, gentilmente ti chiamo per sapere una cosa, a livello lavorativo, volevo chiederti gentilmente se vedevi un cambio di azienda per me. Grazie. Sì, anni e segno. Allora, 39 pesci. Ok. Vediamo se ci sarà un cambio. Allora, fermami quando vuoi da questo momento in poi. Top. Ok. Sì, le carte mi danno il cambio, non mi danno quando il periodo, però mi esce. Eccolo qua, mi esce il cambio. Ho capito. Quindi, maestro, come periodo mi ha detto non si può sapere. Non mi è uscito, se no te l'avrei detto. Grazie mille, gentilissimo, come sempre, bravissimo. Grazie a te, grazie. Ciao. Ciao. Allora, come dico sempre io, sì, vai da ubriacate, un vino buono. Se vi dovete ubriacatevi di un buon vino, non dell'aceto, ok? Cosa voglio dire con questo? Cosa voglio dire? Pronto? Ciao Cleo, sono Emma. Ciao, dimmi. Ciao, prima volevo dirti che ti voglio confermare che ti avevo detto del test, ti ricordi? Di cosa mi avevi detto? Del test ti avevo chiesto. Ah, sì. Ti volevo confermare che è andato tutto come mi hai detto tu. Auguri, mi fa piacere. Sarà capitato, eh? È andato bene tutto. Sarà capitato, dai. Veramente sei, e ho pensato subito a te, sono stata subito felicissima. Mi fa piacere quando voi siete felici perché vi ho previsto le cose in anteprima. Questo mi fa sempre piacere perché vuol dire che i miei 44 anni di attività non li ho perso inutilmente. No, te lo posso dire io che sei veramente meraviglioso, sei il numero uno. Ti ringrazio, dimmi tutto, Gioia. Adesso volevo chiederti una cosa, sai, sempre di quella persona che avevo incontrato, tutta sta barandan, così. Mm-hmm. Volevo sapere un attimino, sì, le cose diciamo, lo vedo una volta a settimana. Sì. Voglio sapere se col tempo magari ci sarà qualcosa in più. Come no? Andiamo a vedere. Dammi la tua età e il tuo segno. Allora, io ho 48 anni e sono del Toro. Lui ha 48 anni, 49, penso che sia del Leone. Perfetto. Pensi a lui e fermami quando vuoi. Basta. Ok.
Allora, io volevo dire una cosa, in attesa che apro le carte, volevo dire una cosa molto importante a tutti voi. Allora, io mi occupo di legamenti d'amore e ritorni d'amore per coloro che vogliono salvare unione matrimoniale o amanti o fidanzati e così via. Però, gentilmente, quando mi chiamate per iniziare un lavoro o per fare un ritorno o per un legamento, vi prego gentilmente di raccontarmi le verità, ok? Non fate le false a raccontarmi le cose che volete voi, perché se siete delle iene con il vostro compagno, io lo voglio sapere. Se no, io non posso intervenire, perché se quell'uomo vi odia, non c'è magia che possa farlo cambiare idea, sia ben chiaro, ok? Allora, scusami, Prego. Allora, vediamo un po' se si identifica un po' la situazione. Ma allora, ascolta, sì, c'è possibilità che questa persona si sente più vicino a te, più attaccata a te, ma questo lo devi modificare tu, capisci? Perché tu Con hai la... sempre detto che ha paura. Sì, vabbè, dico, ma lo devi modificare tu con il tuo saper fare, capito? Perché lui ha paura di innamorarsi, te l'ho detto anche l'altra volta, più di tanto non sa darti, Esatto. però tutto sta anche alla donna di cercare di spingere un po' di più nel rapporto e di fargli mancare un po' la tua presenza per vedere lui cosa e come si comporti, capito? Lo vedi sempre innamorato, sì. No, è preso, puoi stare tranquilla, puoi stare tranquilla. È preso da te, è innamorato. Poi un'altra scema comoda come te, dove la trova? Perché? Non l'ho capita questa. Nel senso che sei molto accomodante, capisci? Cioè tu sei una persona tranquilla, non gli crei problemi più di tanto, dove la trovo un'altra così? Oggi sono Ecco, bravo, io infatti tutte sono oggi, miei. oggi tutte sono agguerrite. Cioè, meno male che l'hai capito da solo. Io non gli do disturbo, già lavora tutta la settimana, poverino. Ti dovrebbero fare santo a te, mamma Sono mia. troppo buona, sopporto tutto. Mamma mia, mamma mia. Ma l'importante è che magari, sai, col tempo la cosa si... Sì, tranquillo, si andrà a rafforzare. Dici che farà qualcosa in più, insomma. Sicuramente, ripeto, devi essere un po' meno disponibile anche tu. Capito? Cioè, vedi che continua allora, dai. Sicuramente, vai tranquilla. Ma una cosa seria ci sarebbe? O mi illudo troppo? No, vuoi troppo voi. Accontentati di questo per il momento. Per adesso è troppo presto, hai ragione. È chiaro, l'amore va portato per mano. Piano piano, è presto, hai ragione. Ok? Grazie, Cleo. Ciao Gioia. Ciao, grazie. Ciao. Bene, allora andiamo con le prossime telefonate. Segnatevi il mio numero, conservatelo, che vi può servire da un momento all'altro. Pronto? Pronto, buongiorno maestro Cleo? Sono io, buon suono. Buongiorno maestro Cleo, sono Isabella da Varese. Ciao Elisabella, dimmi. È un piacere parlare con lei. Il piacere è tutto mio. Grazie. Io volevo farle una domanda, se può rispondermi. Prego.
Siccome io sto aspettando che mi consegnino le chiavi per la mia casa che sto aspettando, volevo sapere le tempistiche. Cioè, fammi capire questa casa che è successo. No, niente, io ho preso, cioè mi devono dare una casa del comune, voglio sapere tra quanto, perché devo sloggiare. Sicuramente andremo a vedere. Quanti anni c'ha? Grazie. Io ne faccio 50 al 12 di luglio. Auguri. Segno? Grazie. Segno cancro. Perfetto. Pensi intensamente alla domanda che mi hai fatto e fermami quando puoi. Grazie. Stop. Perfetto. Allora, garantito tutto il mese di settembre. Tutto il mese di settembre? Yes. Wow. È lontano, lo so, ma Prima no? non posso farci niente io. Certo, maestro, certo. Sono in Italia quella che non funziona è la burocrazia. Esatto, è quello che non funziona, niente, devo andare a tempestare di no perché devo sloggiare e quindi ho bisogno della casa. Lo so. Allora, guardi, starei qua tutto il giorno a fare le domande, maestro. Magari potessimo. Allora, la ringrazio per ora e magari un giorno la richiamo, va bene? Va bene, le auguro una buona serata. Grazie mille a lei, buona giornata, grazie. Salve. Allora, un ringraziamento a tutti i miei fan, a tutte le mie fan che mi seguono, che scrivono, che commentano. Io non riesco, ragazzi, oggi è il mio compleanno, lo voglio ripetere, faccio 63 anni e io in lontananza non riesco a leggere i vostri commenti tutti. Pronto? Pronto? Sì? Prego. Salve. Allora, io vorrei fare una domanda. Allora, vorrei sapere, le spiego la situazione proprio in breve. Allora, mi sente? Sì, la sento. Ok, allora, io mi sono lasciata da pochissimo, da circa 3 settimane. Sì. E c'è stato una sorta di riavvicinamento, nel senso che lui mi ha scritto, però io sono stata molto fredda perché non so cosa prova realmente. Perché lui mi ha lasciato dicendomi che aveva paura di soffrire, però dall'altro lato penso sia una scusa, quindi vorrei sapere cosa prova e soprattutto se ci sarà un ritorno. E tu 2 antibiotici non è che li potevi comprare, no? Se soffre gli davo un antibiotico la mattina, uno alla sera. Giusto, è giusto. Quindi vuoi sapere se lui torna? Sì, anche perché quando io non ho ceduto, diciamo, lui mi ha detto altre cose, mi ha detto che in realtà non era mai stato preso. Vediamo un po', dai. Fermami quando vuoi pensando lui. Stop. Ok. E beh, tu ci tieni ancora sto personaggio? Sì. Mannaggia capatua. Mannaggia capatua. Allora, è una persona talmente indecisa, è una persona che non lo puoi assicurare nemmeno sulla cacca. Ok? Quindi tu mi devi dire che ne fai di un uomo del genere? Lo so. Quest'uomo ti farà solo soffrire. Quest'uomo ti ha solo utilizzata e se tu un giorno lo rincontri,
Sì, può anche tornare per spassarsi anche ancora un po'. Ho capito. Gioia mia, tu meriti del meglio. Va bene. Tu meriti un uomo migliore. Il consiglio che ti do io, mandalo a fanculo a sta persona. Capisci? Perché bene. questo qui un giorno tornerà, non è che non torna, ma con la stessa testa di usarti. Tu come donna sentirti usata, come ti senti? Felice? No, E allora perché non lo mandi a fanculo? va bene. Ciao. Ciao, grazie. Ragazzi, potreste essere le mie figlie, voglio dire, qualcuno di voi. Perciò cerco di darvi validi consigli, buoni consigli, se li accettate. Se no, lo so, ecco uno dei tanti motivi che non tutti mi seguono, perché amano essere prese per il culo. Buonasera. Buonasera, prego. Abbassi il volume del telefono. Come stai? Abbassi. Come stai? Rosaria. Auguri. Grazie, Gioia. State troppo lontano, salutato un bello pensiero. Auguri per 100 anni, che mi pulito per mettere. Grazie. Grazie, Rosa, ti voglio un sacco di bene. Senti, io sono andata all'Imbes. E l'Imbes dice da lei niente ancora deve arrivare, ho fatto i soldi dell'Imbes. Sì. Dario un'occhiata, ha detto perché sono a te o vicino te. Ma sono tu, allora, mo vediamo, però è tutto pronto, devi solo attendere il momento. E prima di pochi, Vediamo. E andare a casetta se ne spendere tutti i soldi. Allora, 60 anni mi ricordo, o segni non mi ricordo. Sagittario, più fuoco in aula. Wow. Non facimmo il buffone, mo, Fermami quando vuoi. Basta. Ok. Dimmi i soldi siamo a fare bagna. Mo ci volessero pure. Mamma mia. Allora, eredità. Le carte mi danno tutto in ordine. Lo sa, è tutto in ordine. E devono solo arrivare. Stanno là. Stanno solo firmare la situazione. Ma non è che ci ho tempo, ancora. No, io perciò ti dico, io li vedo pronti e stanno allora a firmarti il mandato. È tutto a posto. È tutto a posto, sta tranquilla. Grazie fatti. Vabbè, ti auguro che ti fai cadi una bella, si deve fare 2 ferie, se no ce l'ha me volete pappate. No, non ti pappate non mangio mai Leo. Va bene, buonasera. Ciao, un bacio, ciao. Grazie di cuore, un abbraccio a tutti i quartieri spagnoli. Ciao. Allora, salutiamo tutta Napoli che mi segue e tutti i quartieri spagnoli che mi seguono. Quindi un abbraccio veramente di cuore, vi voglio un sacco di bene. Allora, pronto? Sì, buonasera, Maestro. Buonasera, prego. Senta, io telefono per mia figlia. Sì. Vorrei sapere se trova un amore. Se trova un uomo. Un uomo che la vuole bene. Ma allora, mi dici tua figlia quant'anni ha, che segno è? È segno Capricorno. Anni? Aspetta, 85. È dell'85, signora? È dell'85, sì. Ah, ok. Prego. Allora, pensi a sua figlia e mi fermi quando vuole, grazie. Ok.
Allora, è tutto in ordine. Il discorso che io vedo sua figlia che incontrerà l'anima gemella sicuramente, perché mi esce nelle carte un nuovo incontro, un nuovo pretendente, però deve anche essere sua figlia se vuole il principe è una cosa, se vuole la sistemazione è un'altra, capito signora? Ah, dipende da me, questo lo sapevo. È perché sua figlia è un po' viziosa, cioè viziosa nel senso che cerca il principe azzurro, cerca un uomo che lo devono ancora fabbricare. Però si sistemerà. Eccola qua, la carta della coppia, la carta del carro della fortuna sta qua, quindi l'amore ci sta. È lei che è un po' viziosella. Sì. Perché uno è alto, uno è basso, uno è chiatto, uno è secco. No. Ok? Va bene. Arrivederci, signora. Grazie, arrivederci. Buona serata. In mia compagnia fino alle ore 16:45 minuti primi. Pronto? Buonasera. Buonasera, prego. Posso chiedere solo un'informazione? Come no? E come io oggi devo fare una richiesta di un finanziamento. Sì. E vorrei sapere se andrà tutto bene. Vediamo. Quanti anni c'hai? Che segno sei? Allora, io ho 39 anni, sono del Leone. Perfetto. Allora, pensi alla domanda che mi hai fatto e fermami quando lo desideri. Grazie. Ok. Allora, vediamo un po'. Allora, eredità, lontananza, documenti, tendenze, fortuna e questo. Le carte mi danno una buona speranza. Dico questo perché sicurezza io non la posso dare, perché parliamo di mi hai fatto una domanda un po' complicata, perché qua fanno tutto di testa loro, capito? Quindi non seguono un paradosso, ma fanno tutto di testa loro. Quindi le carte mi dicono che tu ce la farai e quindi andrà bene. Va bene. Ok? Fammi sapere. Ok, la ringrazio. Arrivederci. Allora, se hai perso tua moglie perché tua moglie è andata via con un altro uomo e vuoi salvare la tua unione, ti puoi contattare con Cleo e vediamo come fare per far tornare tua moglie. La stessa cosa se il tuo uomo è andato via con un'altra donna e lo vuoi recuperare, contattami in privato e ti dico come è possibile effettuare un ritorno. Pronto? Pronto? Sì? Buonasera. Buonasera, prego. Maestro, le volevo fare una domanda, io le faccio già una domanda da lei, che tocca verso dicembre. Sì. A Vesta? Non ho capito niente. Il segno zodiacale è Cancro. Ah, sei del Cancro. Quanti anni c'hai? Tra poco 47, siamo vicini. Perfetto. E qual è la domanda che mi fai? È in amore, maestro. C'è un compagno? Diciamo di sì. E quindi noi cosa vogliamo vedere? Tra te questo diciamo di sì? Questa se c'è fiducia, se c'è, perché sta in una fase di separazione. Ah, quindi vuoi sapere se tra te e questa persona finalmente
Vivrete insieme? Anche. Allora, lui è in fase di separazione. Sì, In fase. sì. Perfetto. Allora, pensi a lui intensamente, fermami quando vuoi. Beh, Ok. Ma ancora devo andare davanti ai giudici, però, eh? no, per i bambini. Eh? No, per i bambini. Ecco, perciò dico, è solo un'idea sua questa. In fase di separazione tu cosa intendi? Che ti ha detto voglio separarmi. Sì, lui è andato anche via di casa. Ma separazione proprio io non ne vedo, capito? Quella lì legale io non la vedo ancora, non la vedo ancora. Quindi niente, sta persona è una persona scombinata mentalmente, hai capito? Non c'è da fidarsi, maestro. Va a trovare nelle chiese scarrupate, gioia mia. Stai perdendo solo tempo. Credimi, Grazie. questa è la verità, poi fa come vuoi, attenzione, io ti ho No, detto, altrimenti non la contattavo. ti ho Grazie. detto questa persona va a trovare nelle chiese scarrupate, è solo una perdita di tempo. Non ci sarà un altro uomo vicino a me? Come no. Levo da chi sta in da capa e troverai il meglio del meglio. Garantito. Grazie. Buona serata. Allora, le linee ritornano libere. Pronto? Salve, maestro Cleo? Sì, sono io, prego. Buonasera. Buonasera. Volevo fare una domanda. Mi dica. Mi interessa molto il ragazzo, però non capisco se lui sia interessato a me perché comunque lo vedo un po' distaccato. Vediamo, Però a volte... vediamo se è un ragazzo che fa per te questo. Sì. Quanti anni c'hai tu, che segno sei? Allora, io sono vergine, 12 settembre 2003 e lui è del 20 febbraio 1999. Ok, pensi a lui e fermami quando vuoi, grazie. Ora. Perfetto. Allora. No, è una persona che ti farà soffrire. Non è una persona ideale. Perché? Perché non è sincero. Non è sincero e non sei la prima, non sarai nemmeno l'ultima. Capito? C'è un'altra? C'è stata già un'altra. Sì, Attualmente. questo lo so. Sì,
Attualmente va trovando uno che lo spassa. Che problemi ha questo ragazzo? E allora, punto uno, il lavoro o guarda la lontano. No, lui lavora. Lo so che lavora, ma lo guarda da lontano. Cioè? Nel senso che lavora, ma non gli basta quello che guadagna. Ah, questo lo so, ho fatto anche delle cose non giuste. Giovanni, io ti sto dicendo, il lavoro guarda da lontano. Lo so, ho capito quello che intendi. Capito? Poi vedi, quando... vedi tu, io ti sto a dire le cose come stanno. Qua vedo lacrime per te, vedi la carta delle lacrime, quindi è una persona che ti farà solo soffrire. Poi se ti fa comodo vai avanti. No, vabbè, ma noi ci rivedremo, quindi quello che dice lei. Come no? Vi rivedrete, come no? Sì. Diciamo, lui vuole soltanto Vuole fare cose. Vuole soltanto. E tu vuoi soltanto. No. E allora, mandala a quel paese, perché per te uscirà il meglio del meglio. Ok? Va bene, grazie, ringrazio. Ti abbraccio, buona serata. Mettete il seguo e condividete questa live con i vostri amici. Amici, da domani in poi faremo diversamente. Mi fermo per alcuni minuti, sospendo le telefonate e questi 2 minuti voglio solo vedere le condivisioni, se no non vado avanti. Da domani in poi farò diversamente, visto che siete scostumati. Pronto? Pronto maestro, finalmente la sento. Buonasera, mi dica. Senta, io chiamo per un ritorno, per un riavvicinamento più fatto. Vorrei Sì. sapere se si riavvicina l'età. Vediamo, mi dici quanti anni tieni, che segno sei? Ho 50 anni e quello del Capricorno, lui 51 Vergine. Da quando è andato via? Allora, che non ci sentiamo più, sono 5 mesi ormai. Vediamo. Infatti un po' ritorno, ma un modo per almeno chiarirsi e ravvicinarsi. Vediamo allora. Pensi a lui, fermami quando vuoi. Perfetto. Allora, non vedo un ritorno, mi dà una persona che non ama innamorarsi più di tanto, molto autorevole, e quando non vuole più stare con una donna va creando i disguidi lui stesso, va trovando l'ago nel pagliaio per litigare. Infatti ho deciso giusto questo. Un ritorno lo dico anch'io, perché non ci sono le condizioni, quando finisce la fiducia, la stima di una persona, ma almeno che abbassi la testa di chiamarmi. No. Neanche quello. Non ho proprio la soddisfazione, insomma. Gioia mia, te l'ho detto, è un carattere un po' particolare. È già accompagnato per lei? Come? È già accompagnato per lei? Al momento no, devo dire, però non è uno che sta fermo. Ah, sì, non è uno che quindi non mi troverò mai, non mi toglierò mai la soddisfazione di porca miseria. Purtroppo non vedo un ritorno. Ti ripeto. No, ti ho capito che tu vuoi prenderti la soddisfazione di mandarlo a quel paese. Bravo. Perché sei stato
sei, telefoni non vi rispondo? Sei stata usata, diciamo. Io mi sono sentita proprio, mi sono umiliata. E io dico, porca miseria, ma non potrò un giorno, ma solo chiamarmi, ma non pretendo ritorno, perché non ci sono più neanche le condizioni. Sono degli uomini qua. Capito? Quindi sono cacciatori, io li chiamo cacciatori, sono persone malate, perché uno che non si accontenta di una donna e ne cerca 100 al mese, per me quella persona ha bisogno di un psicologo, è malato. Come la vedo io, eh? Ho detto questo è come la vedo io, come uomo, poi... Grazie mille. Di niente, buona serata. Allora, condividete questa live con i vostri amici. Da domani non vi preoccupate, vi faccio io il regalo. Pronto? Ciao. Salve. Buonasera. Buonasera. Come va? Tutto bene? Sono Tu... quel ragazzo, sai? Da Ferrara, ti ricordi? Ah, sì. Tutto a posto? O ti sei lasciato pure con questo? No, tutto a posto. Per il momento no, anzi, avevo sempre tutto a posto, però un po' sempre problemi, sai come? Vabbè, i problemi bisogna cacciarli via. Io volevo vedere questo, ti ho chiamato apposta, ti vediamo, perché lei ha una situazione un po' particolare, c'ha un bambino. Vabbè, che vuol dire questo? Insomma, se lo dovrebbe prendere, dovrebbe fare una separazione. Vuoi sapere, insomma, se riesce a mettere un po' tutto in ordine? Sì, venire da me, diciamo. Vediamo. Quanti anni c'hai tu? Che segno sei? Io pesci 24. E lei? Bilancia 21. Perfetto. E deve fare 22. Fermami quando vuoi da questo momento in poi. Ok. Basta. Ok. E volevo sapere pure lui, quell'altro là, che intenzioni ha con lei, no? Col bambino, insomma. No, vabbè, questa è una cosa che in live non è che possiamo... Ti dico un po' come stanno le cose, allora. Vabbè. Cioè, nel senso che è proprio specifico, magari si vede una cosa bella o brutta. No, allora, lei ha bisogno solo di tempo, perché vuole e sta facendo in modo di liberarsene di quest'uomo, cosa che sta facendo già da un bel po', ed appena, perché lei è come se vuole prima liberarsi totalmente da questa persona per poi convivere con te, e quindi questo suo progetto, o meglio questo vostro progetto, si realizzerà, ma ha bisogno di tempo. Le cose vanno fatte con molta calma, quindi riuscirà ad avere, o riuscirete ad avere, la vostra gioia, il vostro cammino di unione. Il bambino riesce a prenderselo lei e tu? Sì. È più o meno come tempistica, tu mi dicevi no, sempre il 15, tempistica 15. Quando c'è la legge di mezzo, la tempistica io non la vado a vedere perché è un manicomio aperto. Sì, quello sì. Perciò, quindi non ti posso... Cioè, nel senso, non penso che ci passa troppo tempo. Non vuol dire niente, tempo ci vuole, però alla fine la vincerete. Va bene? No, nel senso di anni o cose. No, quali anni? Parliamo di mesi, quindi per l'anno nuovo tutto si metterà a posto. Ho capito. Ok? Va bene, allora ti ringrazio. Buona serata, ciao, stammi bene. Grazie. Salutiamo l'amica Mariella Scalera, ciao, ben trovato Cleo. Grazie Mariella, grazie di cuore. Mi puoi seguire sia qui su YouTube ogni giorno che sia su TikTok, perché siamo in diretta anche su TikTok
al mio profilo Il Maestro Cleo su TikTok. Poi un attimo in linea, per piacere. Su TikTok trovate anche l'altro mio profilo che si chiama Cleo Relax. Andate a vedere, lì ci divertiamo insieme tutti quanti, dove io mi vado a rilassare, vado a pubblicare tutto di più, mi diverto insieme a voi. Quindi se volete essere mio amico anche sull'altro mio profilo TikTok, si chiama Cleo Relax, andate a mettere il seguo. Pronto? Buonasera maestro. Buonasera. Maestro, buonasera, volevo sapere se era possibile qualcosa sulla mia situazione sentimentale, che attualmente è un poco drammatica. Quanti anni c'hai? Che segno sei? Leone, ce n'ho 43 anni. E la tua lei? 46, bilancio. Quindi vuoi sapere se questa storia avrà continuità, giusto? Esatto, sì, perché è un poco complessa come storia. Quindi... Vediamo. Fermami quando vuoi. Ciao Angelo da Casoria. Basta. Perfetto. È una donna un po' complicata, si fa tanti problemi, si crea tanti problemi. Sì. Quindi si crea tanti dubbi, si fa tanti dubbi, troppe preoccupazioni nella sua testa, troppa insicurezza. Quindi amico mio, che ti devo dire, questa è una persona che tu non la puoi prendere non con la testa, non per la coda. Volubile, sì. Oggi ti fa vedere il mondo in mano e domani scappa perché dice che ha paura di innamorarsi o roba varia. Quindi sì. Che fa? No, Che è vero. Che ti puoi aspettare da questa? Niente. Niente. È solo una perdita di tempo. Ah, ok. Va bene? C'era arrivato. È la verità. Sì, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Consulti in privato dopo questa live al solo costo di 30 euro per consulti completi, però. Pronto? Pronto, buonasera maestro. Buonasera. Buonasera, volevo sapere una cosa. Prego. Allora, siccome io lavoro da parecchi anni in una ditta e sono in malattia, mi ritrovo in malattia per motivi di salute, volevo sapere se i miei titolari, perché ormai sono più di un mese a casa, volevo sapere se i miei titolari ci sono problemi di licenziamento. Vediamo, quanti anni tieni? Che segno sei? Ho 50 anni e sono della Bilancia. Ok, allora da questo momento in poi fermami quando vuoi, grazie. Basta. Ok. C'è questo rischio, sai, perché vedo malvagità e molta ipocrisia, malafede, mi esce malafede, documento, quindi c'è questo rischio purtroppo. Mi auguro che io mi stia sbagliando. Ma licenziamento, proprio licenziamento? Qua io vedo documenti, ipocrisia, malafede, malvagità. Ciò vuol dire licenziamento, almeno come dicono le carte. Però, ripeto, tutto si può capovolgere. Ho capito. Va bene, auguroni. Grazie. Prego. Salve.
Allora, tutti i giorni dalle 15:30 alle 16:45, tutti i giorni da lunedì al sabato. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Vorrei avere un po' di lavoro. Sì. Se trovi lavoro o come va il lavoro? No, se trovo lavoro. Se trovi lavoro. Quanti anni c'hai? Che segno sei? 53, Capricorno. Perfetto, da questo momento in poi fermami quando vuoi, grazie. Stop. Ok. Allora, dopo tante promesse non mantenute da parte di alcune persone che hanno detto, fatto, bla 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 bla, e sono venuto meno, ti dico che è in arrivo un accordo lavorativo con una persona e questo se ne parla verso la fine di questo mese. Chiaro? Chiarissimo. Buona serata. Allora. Per consulti nel privato riservatamente dopo questa live. Pronto? Salve maestro Cleo. Buonasera. Buonasera, una domanda le volevo chiedere. Prego. Siccome gli avvocati di mio marito hanno depositato la Cassazione per gli arresti domiciliari, Sì. volevo sapere se andavano bene. Come? Se verrà accettata. Se verrà accettata, sì, perché aspettiamo risposta entro 60 giorni, allora, sperando che... Sì. Sì. Tuo marito quanti anni c'ha, che segno è? C'ha sempre 43 anni ed è Toro. Perfetto. Sì, già avevo chiamato, ed è Toro. Allora, da questo momento in poi fermami quando vuoi. Va bene così. Ok. Va bene così. Sì, sì. Per me verranno accettati, auguroni per tuo marito. Vero, grazie. Garantito, poi mi farai sapere. Poi mi farai sapere. Va bene, le devo fare sapere tante cose che lei mi ha detto positive. Sì, io la ringrazio, maestro. Sì, la ringrazio. Arrivederci, arrivederci. Grazie mille, grazie. Allora, oggi pochi mi piace, solo a condizione di insomma, non va bene così. Lo so che non va bene, Ciccio. Da domani ci penso io. Sai che cosa facciamo da domani, vedi? Da domani io vado a disattivare le chiamate. Ecco come faccio adesso. Adesso, anche se telefonate, non prendete la linea. Se non vedo 10 condivisioni, io non vado avanti. Sto qui a parlare a vuoto. Tranquillo. Perché pretendo il rispetto. Io sto qui tutto sudato per voi, a far sì di dare a voi delle risposte positive o negative, che sia, e voi siete persone scostumate che non capite un cavolo. Allora, scostumatezza per scostumatezza, se non vedo 10 condivisioni, io non riaccendo il telefonino. Ecco qua.
mi metto a guardare quanto siete belli, vedete così? Allora c'è stata una sola condivisione, ne voglio altre 9 per poter 2, ecco 2 condivisioni, arrivato a 10 io riaccendo il telefono. Allora, 2 condivisioni ci sono state, vediamo se ci sarà la vostra collaborazione, perché ripeto, io sto qui per voi, non sto qui per prendere follower, ma almeno partecipate, date la vostra collaborazione in questa live. Ecco qua abbiamo un altro, sono 4. Almeno collaborate con questa live, perché non vi sto a cercare donazioni. Nelle altre live che ci sono in giro, 5 condivisioni, ancora 5 ne mancano. Nelle altre live vi chiedono monete, vi chiedono donazione, voi donate pure, date pure le monete. Ve lo fanno così nelle altre live che io noto su TikTok. Io non vi sto cercando niente, del tutto gratuito, solo di collaborare nel condividere questa live, nel far sapere agli altri che siamo in live. È un piacere che vi sto cercando, dove voi non collaborate. E allora se voi non collaborate vuol dire che io me ne infisco anche io delle vostre diciamo telefonate. Vedete, telefono disattivato, aspetta ancora altre 4 condivisioni. Vediamo un po' chi, anche perché tra poco siamo in chiusura, quindi se ci sono ancora 4, ne mancano 4 all'appello, 4 condivisioni. Condividete 4 di voi ed andiamo ad accendere di nuovo il telefono. Grazie amica mia, Veronica. Allora, andiamo a riaccendere. Allora, miei cari amici, fanno bene a truffarvi, fanno bene a farvelo così, perché siete persone incapaci, persone che non capiscono un tubo. Telefono acceso. Sono la ragazza del tap tap, grazie di cuore Veronica, gli voglio un sacco di bene, grazie della tua collaborazione. Allora, il telefono l'abbiamo riattivato, se ci sta ancora qualche telefonata la prendiamo, se no fa niente, non ci sono problemi. Ok? Allora, troppa perdita di tempo, io non amo perdere tempo in queste live, io amo fare le cose per bene. Io amo la serietà, amo fare le cose professionali. Ok? Quindi un minimo della vostra collaborazione. Vi chiedo di condividere con i vostri amici. Allora, dal lunedì al sabato potete seguirmi in live dalle ore 15:30 alle ore 16:45 minuti. Volevo dire che si è avverato quello che mi ha detto. Ti ringrazio Rosalia della tua testimonianza. Ti ringrazio di cuore. Questo è per far capire agli imbecilli che io sto qui per cose serie e non per una perdita di tempo. Chi vuole perdere tempo col dito faccia subito lo scrollo sul monitor. A quest'ora ci sono tanti bravi cartali. Buonasera maestro, lei è sempre il numero 1. Grazie Martino, gentilissimo. Allora, maestro Cleo, sei un gran bella persona e con molta serietà. Ti ringrazio di cuore. Buonasera, è la prima volta che vedo come funziona. Allora, solo telefonate in diretta live in questo momento, ok? Poi se volete dei consulti in privato riservatamente dopo la live. Pronto?
Pronto, buonasera. Buonasera, salve. Io vi seguo, vi faccio il tap tap e condivido pure le live. Grazie, sei unica, grazie. Allora, senta, maestro, vorrei sapere se nel mio percorso incontrerò la persona giusta o c'è un ritorno del passato. Vediamo. Allora, Acquario, ho 33 anni. Ok. Allora, da questo momento in poi fermami quando vuoi. Maestro, stop. Ok. Questa è un'ultima telefonata. Stop con le telefonate. Francesco, stop. No, ci sarà un nuovo pretendente. Quindi quello del passato fallo passare. Sì. Ma diciamo, non ritornerà più, diciamo, la persona. No. Ci sarà una nuova situazione, ottima direi, che ti farà tanto felice. Sarà, diciamo, una persona seria. Sì, no, io parlo di persone, diciamo, stabile per un ottimo rapporto. Intendevo, perché comunque non voglio perdere di tempo, perché sono diventata una persona molto selettiva nella mia vita. Mi fa molto piacere. Quindi, finalmente. Maestro, lei questa conoscenza la vede da lontano oppure vicino? Non è tanto lontano. Io suppongo che nel corso da oggi al mese di luglio. Poi le farò sapere. Sicuramente. La richiamerò per vedere se questa persona sarà quella persona giusta. Va bene, Gioia. Grazie. Buona serata, Buonasera. grazie della vostra disponibilità, perché siete veramente una brava persona, a Ti prescindere da tutto quello che fate. Ti ringrazio, però vedi, mi fanno arrabbiare perché non capiscono un tubo. Sì, va bene. Sono una... Avete una pancia. Sì, perché voi, da quanti anni che voi comunque... Sono quasi 44 anni. Che sopporta sta banda di pecoroni. Sì. Purtroppo è l'essere umano che è cambiato. Sì, si è imbastardito l'essere umano. Molto. Non c'è più dignità. Grazie mille, Arrivederci. Grazie. Allora, miei cari amici, il tempo disponibile per me è così terminato. Stop alle chiamate. Andiamo a salutare il mondo di YouTube, usciamo dalla live.